Buongiorno, ben ritrovati con un nuovo appuntamento informativo di Telefriuli. L'italiano sia riconosciuto nella Costituzione come lingua ufficiale della Repubblica Italiana. Non è necessario insegnare il friulano a scuola. Le affermazioni del senatore Roberto Menia, che ha presentato un disegno di legge in Parlamento, hanno scatenato una polemica grande in regione. Lo attacca anche il centrodestra, dalla Lega a Forza Italia. In campo anche Marcus Maurmair, presidente dell'ACLIF, il servizio. Levata di scudi in regione a difesa del friulano dopo le dichiarazioni del senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia, che commentando la sua proposta di legge di indicare in Costituzione l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica, ha affermato che non serve insegnare la marilenghe a scuola. Il parlamentare triestino, eletto in Liguria, il 16 novembre ha presentato il DDL in questione, ritenendo indispensabile riconoscere il ruolo della lingua italiana quale elemento costitutivo e identificante della comunità nazionale, a prescindere dalle diversità linguistiche. Menia ha parlato di possibili derive nella tutela delle minoranze nazionali o linguistiche e anche di orientamenti autonomisti esasperati quando si valorizza la lingua o il dialetto di comunità minoritarie in antitesi alla lingua comune. Sul friulano in particolare ha affermato che ci sono tanti posti dove parlarlo, a casa, nelle associazioni culturali, e che non crede sia necessario farlo anche in classe. Non si sono fatte attendere le reazioni, a partire da quelle di esponenti del centrodestra. Nessuno tocchi il friulano, afferma il senatore coordinatore regionale della Lega Marco Dreosto. Vorrei ricordare, dice, come le lingue minoritarie trovino la propria tutela nell'articolo 6 della Costituzione italiana. La tutela e la promozione delle stesse non solo è un diritto costituzionalmente garantito, aggiunge, ma è un fattore portante nelle società dove queste vengono parlate. Nessuna nostalgia per i nazionalismi novecenteschi, afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Giuseppe Nicoli. La valorizzazione delle peculiarità culturali costituisce un aspetto irrinunciabile per il Friuli Venezia Giulia, regione orgogliosamente autonoma. Quelle di Roberto Menia, conclude Nicoli, sono parole fuori dal tempo. Stupisce la buttata del senatore Roberto Menia, dettata dall'evidente necessità di trovare visibilità, ma che mostra un substrato logico e di pensiero che va in evidente contrasto con la stessa Carta Costituzionale che lui asserisce di voler difendere, dice Marcus Maurmair, presidente dell'ACLIF. La valorizzazione e salvaguardia della lingua friulana, insieme alle altre minoranze linguistiche, slovena e tedesca, è presupposto essenziale, precisa Maurmair, per il mantenimento dell'autonomia speciale riconosciuta al Friuli Venezia Giulia, con tutti i vantaggi concreti che ne derivano e che sono auspicati da altre regioni d'Italia. Droga pronta per essere spacciata a Udine, tra via Cormorbasso e Parco Moretti. La polizia ha sequestrato numerose dosi di cocaina e hashish, ha arrestato un 32enne pakistano, sono stati identificati 2 presunti acquirenti. Era pronta per essere spacciata, in totale 43 grammi di cocaina frazionati in 49 dosi, 12 grammi di hashish. Lo stupefacente però è stato sequestrato dalla Polizia di Stato di Udine, che durante un controllo in un'area verde in via Cormorbasso ha notato un gruppetto di persone che, visti gli agenti, si è allontanato prendendo direzioni diverse. Un giovane che è stato bloccato è stato visto lanciare a terra, tra l'altro, un involucro in celofan all'interno del quale sono state rinvenute 19 dosi tra cocaina e hashish. L'uomo si era tra l'altro liberato di altri 2 involucri contenenti 9 e 21 dosi di cocaina, pronte per essere spacciate, identificati 2 cittadini italiani, probabili acquirenti della droga. Lo spacciatore, un 32enne pakistano senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione illecita di stupefacente ai fini di spaccio. Nei suoi confronti il GIP ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia di Udine. Al Parco Moretti, sempre la polizia ha notato un 18enne bengalese residente a Udine, palesemente preoccupato per la presenza degli agenti. È stato trovato in possesso di un unico pezzo di hashish di 26 grammi, nascosto sotto le mutande, e di 90 euro, probabile provento di spaccio. In casa aveva inoltre 2 grammi di sostanza stupefacente ed altri 80 euro. Il giovane è stato denunciato, mentre l'hashish e il denaro sono stati sequestrati. 7 giovani di nazionalità pakistana e tunisina di età compresa tra i 16 e i 17 anni sono stati autori di un pestaggio che è avvenuto ieri pomeriggio nella sede della cooperativa sociale Sant'Angela Merici di Cividale del Friuli. Il gruppetto sarebbe venuto alle mani per futili motivi. I 2 minorenni hanno riportato le conseguenze peggiori. Dopo essere stati soccorsi da personale sanitario del 118 sono stati condotti all'ospedale di Udine. Le loro condizioni non sono comunque
comunque gravi sul posto per gli accertamenti carabinieri di San Leonardo con i colleghi del radiomobile di Cividale. Un agricoltore di Tavagnacco ha denunciato ai carabinieri della stazione di Feletto un furto di 200 litri di gasolio agricolo. Il carburante era contenuto all'interno di una cisterna che si trovava all'interno dell'azienda e all'interno di alcuni serbatoi dei trattori posteggiati. Il danno, considerato il prezzo attuale del gasolio agricolo, è di 300 euro. A San Leonardo invece si è verificato un furto in abitazione, sottratta una borsetta contenente 250 euro. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di San Pietro al Natisone. A 20 anni dall'alluvione che colpì pesantemente Pordenone, la città ha voluto ricordare quei tragici fatti con le voci dei protagonisti e ha voluto pure assegnare le targhe di ringraziamento a quanti sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso. La serata organizzata dal Comune e dal quotidiano Messaggero Veneto si è svolta ieri sera al Teatro Verdi. L'acqua che invade e cambia la città, la paura della gente, le decisioni delle istituzioni, 4.000 alluvionati, oltre 1.000 sfollati. 20 anni dopo Pordenone ha ricordato i tragici fatti del 26 e 27 novembre 2002 in una serata organizzata al Teatro Verdi da Comune e Messaggero Veneto. Immagini, testimonianze, soluzioni per il futuro, ma soprattutto ricordi. Non mai ci si aspettava che si rompesse un argine, ci si aspettava che il Noncello tracimasse, quindi andasse oltre l'argine, quindi danni sì, ma non di quel tipo. E invece verso le 9 eravamo sull'argine e abbiamo visto i primi fontanazzi, quindi iniziavano a rompersi e a quel punto decisione immediata di fare la terza ordinanza di quella giornata così tragica, e quell'ordinanza che firmai imponeva a tutti gli abitanti della zona sud di evacuare dalle case, quindi fino ai primi piani, insomma. Per fortuna è andata bene, ci sono stati disgrazie particolari dal punto di vista proprio morti, eccetera. L'occasione è servita anche a premiare quanti hanno lavorato all'epoca, dalle forze dell'ordine all'esercito, dai vigili del fuoco, alla protezione civile fino alla Croce Rossa. A loro sono state assegnate le targhe di ringraziamento. È una giornata intanto che fa riflettere, noi non dobbiamo mai dimenticarci di quello che è accaduto e far tesoro e anche esaminare quello che è successo nel corso di questi 20 anni, perché da quell'esperienza sicuramente abbiamo imparato, siamo cresciuti, abbiamo investito. Il tema della transizione ecologica sarà approfondito venerdì pomeriggio a Udine a Palazzo Toriani con Stefano Venier, dallo scorso aprile amministratore delegato di Snam. A partire dalle 17:30 sarà intervistato da Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine. Venier, friulano, è ora alla guida di un'azienda leader a livello europeo nella realizzazione e gestione integrata delle infrastrutture del gas naturale. Vanta oltre 30 anni di esperienza manageriale nei settori di energia e utility, con ruoli importanti ricoperti tra l'altro nel gruppo Eni e pure in ERA. I flussi del gas di passaggio, i scenari internazionali che si stanno delineando sul fronte delle price cap e delle soluzioni alternative al gas russo, i progetti di diversificazione e di innovazione di Snam relativi alla realizzazione in Italia di impianti ad idrogeno sono solo alcuni dei temi su cui Venier venerdì focalizzerà l'attenzione. Ospite dell'iniziativa Confindustria Udine incontra. Snam è il principale trasportatore di gas in Italia e con i quasi suoi 3.500 dipendenti presidia le attività regolate dal settore del gas ed è un player di assoluta rilevanza in Europa. È presente nelle attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di stoccaggio del gas naturale e riveste un ruolo assolutamente da leader nel sistema delle infrastrutture del gas naturale. L'università rappresenta il punto di arrivo per gli studenti che iniziano il percorso con le scuole primarie e proprio a gennaio i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado dovranno scegliere il loro percorso formativo. Il 2023 potrebbe essere l'anno delle scuole tecniche professionali. I circa 30.000 studenti che completeranno il percorso delle scuole secondarie di primo grado entro gennaio dovranno scegliere il loro futuro con l'iscrizione a quelle che una volta erano le superiori. In regione a vincere a mani basse sono sempre stati i licei che lo scorso anno avevano attirato il 53% dei nuovi iscritti, seguiti dal 36% dei tecnici e dal 10% dei professionali. Il prossimo anno però qualcosa potrebbe cambiare vista la grande ricerca delle imprese che puntano ad avere sempre
più tecnici altamente qualificati. In questo senso, dall'assessore regionale all'istruzione e lavoro Alessia Rosolin arriva l'invito a confrontarsi. C'è sempre il primo dato, quello di seguire il proprio talento e la propria inclinazione. Di farsi accompagnare nella scelta, di non farla da soli, di farsi accompagnare dai docenti, dalle famiglie e da quello che andranno a vedere e da informarsi su quali sono i mestieri del futuro. Queste sono le 3 cose. E a proposito di scuola, continua la lotta contro bullismo, cyberbullismo e sostanze stupefacenti all'interno delle scuole. In prefettura a Pordenone, dopo un nuovo vertice, si punta su prevenzione e dialogo tra famiglie, ragazzi ed istituti. Assemblee di istituto informative in tutte le scuole del Friuli Occidentali e la partenza di percorsi mirati, classe per classe, predisposti dall'azienda sanitaria e dagli istituti scolastici, grazie anche ai finanziamenti della Regione. Sono questi i punti cardine della riunione della conferenza provinciale permanente svolta in prefettura a Pordenone, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, del mondo della scuola e degli amministratori. Occasione per fare il punto sugli interventi messi in campo nell'ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito del progetto Scuole Sicure. Lo schema evidenziato dal prefetto Domenico Lione si basa su prevenzione, investimenti, formazione e il dialogo tra 2 comunità sociali di riferimento dei ragazzi, la famiglia e la scuola. Questi percorsi, svolti da personale specializzato e attualmente indirizzati a 47 gruppi classe presso gli istituti scolastici di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, si articoleranno in sessioni da 8 ore per ciascun gruppo. L'approccio classe per classe, come è emerso dalla riunione, oltre ad essere lo step formativo successivo alle assemblee di istituto, risulta la formula maggiormente apprezzata dagli studenti e richiesta dalla consulta provinciale, che si è impegnata a diffondere un nuovo sondaggio tra i ragazzi per raccogliere le impressioni su questi interventi, ulteriori stimoli e suggerimenti in materia. Presentato questa mattina a Trieste il presepe di Sutrio, che da sabato prossimo e fino al giorno dell'Epifania, con le sue 18 statue in legno di cedro, profumerà Piazza San Pietro a Roma. Sarà consegnato ufficialmente sabato al Vaticano il presepe di Sutrio, che fino alla prossima Epifania farà bella mostra di sé in piazza San Pietro. Nella capitale, artisti ed artigiani del legno continuano a lavorare in vista dell'inaugurazione della Natività, prevista appunto per sabato. Oggi intanto il presepe, composto da 18 statue e realizzata per lo più in legno di cedro, è stata presentata a Trieste, presenti tra gli altri il presidente della regione Massimiliano Fedriga, l'assessore Sergio Bini e il direttore artistico del progetto Stefano Comelli. Avremo la possibilità di presentare al mondo intero in piazza San Pietro la Natività, un presepe meraviglioso fatto dalla grazia e alla maestria di 11 artisti del Friuli Venezia Giulia. Ancora una volta dimostrazione di quanto il Friuli Venezia Giulia stia cercando di valorizzare tutte le sue ricchezze e tutte le sue eccellenze. Anche questi sono degli strumenti di promozione importantissima. Sutrio protagonista, ma l'intera regione Friuli Venezia Giulia è protagonista a questo primo evento che non era mai successo, di poter donare un presepe in Vaticano. Vedo anche ragazzi giovani alle mie spalle, un modo anche per coinvolgere e trasmettere valori. Sì, mi hanno accompagnato, sono i miei studenti del 3° anno della scuola edile e del master di Trieste, che ho voluto coinvolgerli anche in questa esperienza proprio di conferenza stampa e per portarli in presa diretta a conoscenza del progetto. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, ma rimanete con noi perché tra qualche istante andrà in onda A voi la linea. Grazie ancora.